Sì, buongiorno qui dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Una giornata storica, quella di oggi. È stato firmato l'accordo di programma per l'avvio in qualche modo dei lavori e della progettazione in realtà anche dei due nuovi poli sanitari di Padova. Chiaramente durante la conferenza stampa si è parlato anche di numeri, i numeri che ormai da 2 mesi vediamo quotidianamente, sono numeri chiaramente anche tragici. In realtà il calo c'è, si vede, anche se nelle ultime ore in qualche modo sono aumentati i casi positivi, è dovuto anche al numero importantissimo di tamponi che vengono fatti in Veneto, sono quasi 300.000, è l'unica regione italiana che finora ne ha fatti così tanti. Allora partiamo dal bollettino quotidiano. Il dato positivo è che il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive del Veneto continua a diminuire, meno 14 rispetto a ieri, in tutto ad oggi sono 163. Il dato negativo è che di coronavirus in tutte le province della regione si continua a morire, 27 le persone decedute nelle ultime 24 ore. 17 negli ospedali, altri 10 nelle case di riposo e in altre strutture non ospedaliere. In tutto negli ultimi 2 mesi in Veneto di e con il Covid-19 sono morte 1181 persone. I positivi ad oggi sono 9.991, più 334 rispetto a ieri, ma c'è da ricordare che anche i tamponi effettuati dopo l'arrivo all'ospedale di Padova di un nuovo macchinario sono più numerosi, 86 infine i guariti nelle ultime ore. Dall'inizio dell'epidemia il Veneto conta 16.738 contagi, 5.566 le persone guarite, di fatto negativizzate. Nei reparti di terapia non intensiva infine sono 1.205 i pazienti affetti dal coronavirus, 25 in meno rispetto a ieri. Sì, si è parlato chiaramente anche della fase 2, di questa fase di riavvio. Domani mattina c'è la riunione tra tutti i presidenti delle regioni italiane, verranno messi a punto alcuni dati che poi chiaramente verranno proposti anche al governo. Ma dicevamo, oggi qui è stata una giornata storica, lo vedete dietro a me, c'è un plastico, c'è il plastico dei 2 poli sanitari padovani che dovrebbero essere realizzati entro il 2027. Qui oggi è stato firmato questo accordo di programma. Il costo di questa operazione dovrebbe aggirarsi attorno al $500 miliardi di euro. 2 poli, l'abbiamo già detto anche in passato, uno è quello di via Giustiniani, sarà il nuovo ospedale cittadino, l'area verrà completamente riqualificata, molti edifici abbattuti, verrà addirittura organizzato il parco delle mura. E poi ci sarà il secondo polo, quello di Padova Est, zona San Lazzaro, quasi interamente dedicato alla ricerca, policlinico universitario. Entrambi i poli avranno 900 posti letto, 900 più 900, lì si farà la ricerca. È un po' sancire, no? Tutto ciò che è successo in queste settimane, un po' anche il modello positivo del Veneto, quello che ha saputo rispondere in maniera immediata all'emergenza, la ricerca che va a braccetto con la clinica. Ma proprio in merito a questo sentiamo Luciano Flor, direttore generale dell'azienda ospedaliera padovana, il sindaco di Padova Sergio Giordani e il rettore dell'Università di Padova Rosario Rizzuto. A voi la linea. Io ricordo che con il governatore abbiamo raggiunto l'accordo in 6 mesi. Questo vuol dire fare, per quanto mi riguarda, buona politica. Padova sarà, oltre ad essere capitale del volontariato, sarà la capitale della sanità, perché abbiamo una grande università, un grande ospedale, grandi ospedalieri. Ci manca la struttura sarà fatta. In questo momento di emergenza, nel momento in cui noi vediamo la luce, finalmente, nel momento di emergenza, possiamo guardare anche al futuro della sanità, possiamo anche immaginare che stiamo costruendo quella struttura sanitaria del futuro che ci permetterà di essere sempre più efficaci nel rispondere alle nuove emergenze. Beh, questo mostra che questo gioco di squadra, questa unità tra le istituzioni paga sempre ed è importante per l'emergenza di oggi ed è importante per la strategia futura. Quello che ci aspetta nell'immediato è lavorare per riuscire a pubblicare un bando di progettazione in autunno, che vuol dire poi a chi farà il progetto dovremo dare 6 mesi di tempo per fare il progetto. Nel 2023 deve partire il cantiere e questo vuol dire che a dicembre 27 avremo rispettato questi tempi.